Assessore, con la pastorale di Nardo si concludono i festeggiamenti di questo Natale di Joppolo Giancazio che ha coinvolto tanto i cittadini ma non solo. Eh sì, questa è stata l'ultima iniziativa, con questo pastorale chiudiamo tutte le festività natalizie, abbiamo iniziato con la degustazione dei prodotti tipici locali, poi ci sono state delle serate danzanti, c'è stato il Capodanno a Joppolo con i due gruppi che hanno animato la serata e oggi c'è stato il Nardo che praticamente è un pastore che andava a fare visita alla grotta, è un pastore buontempone, un burlone che si prendeva in giro tutta la popolazione, quindi è stata una bellissima manifestazione molto partecipata di cittadini. Oggi ci sarà fra un po' la distribuzione della ricotta e vedo che c'è molta gente, quindi siamo molto soddisfatti come amministrazione per questo tipo di iniziativa. Faremo in modo di continuare con altre iniziative di questo tipo in modo da attrarre gente a Joppolo, in modo da fare in modo che il paese viva e sia ben accetto anche a livello provinciale. Il paese certamente vive e ci tiene anche a promuovere i propri prodotti, questa sera c'è la ricotta per tutti. Eh sì, questa sera la ricotta, poi c'è stato anche il formaggio, c'è stato il vino, c'è stato l'olio, sono tutti prodotti del nostro paese, ci sono stati i ceci perché prodotti cucinati qua sul posto, offerti dalla nostra trattoria, insomma sono tutti dei prodotti che permettono di fare un po' di economia al paese, quindi sono tutte queste iniziative che consentono di far vivere il paese e quindi dare un'immagine esterna positiva del paese. Mettere su comunque un cartellone così ricco di eventi è un gran lavoro. Sì, sicuramente comporta tanto impegno, specialmente l'organizzazione della pastorale, per la quale non esiste un copione vero e proprio come per le altre manifestazioni, quindi tanto è dovuto all'iniziativa personale, alla capacità di ognuno di poter improvvisare e realizzare un po' così anche a caso, però nel contesto di quella che è una tradizione, che ci tengo a dirlo, una tradizione proprio la pastorale, una tradizione dei campi, della vita dei campi dei nostri avi e quindi anche un rispetto della cultura, un problema di crescita. Le tradizioni, sia che siano popolari, sia che siano di natura laica, che siano di natura religiosa, comportano secondo me sempre una crescita culturale. Come recepisce comunque la gente di questo comune questa voglia di riscoprire e tenere vive le tradizioni? Che tipo di partecipazione riscontrate? La gente ha bei ricordi di queste tradizioni che si facevano diversi anni fa e adesso il fatto di poterle riprendere per loro è comunque una certa felicità, comporta una certa felicità nel comune perché si ricordano comunque come si faceva negli anni passati, adesso hanno apprezzato come si è fatto quest'anno. Abbiamo cercato soprattutto di coinvolgere più giovani, ragazzi anche molto giovani, neanche diciottenni per esempio, per insomma, cercare di portarli a fare qualcosa per il sociale, che secondo me è una cosa importantissima, e cercheremo di coinvolgerli anche nelle future manifestazioni, nelle nostre future. Riscoprire storie, tradizioni, costumi, anche per questi giovani che comunque sono di un'altra generazione, ecco cosa significa? I giovani riscoprono la propria identità, cioè si sentono parte finalmente di un qualcosa di comune, di antico anche. Cerchiamo logicamente di valorizzare di più ovviamente le tradizioni positive, le cose che sono più belle della nostra tradizione, in modo che i ragazzi riscoprano di essere parte di un qualcosa, che il territorio gli appartiene. I festeggiamenti natalizi diventano un momento di riflessione cristiana ma anche aggregazione sociale e riscoperta delle tradizioni qui a Joppolo. Senz'altro Joppolo è un piccolo centro, un piccolo paese, però essendo in pochi riusciamo a fratellarci, a sapere a un certo punto essere sempre più uniti.
e in questa unione, in questo impegno di unità riusciamo anche a ricordare le tradizioni che ci affratellano e che ci fanno collaborare per poter essere una comunità unita e valida. Per questo è molto bello e una di queste tradizioni è proprio l'Epifania, la festa dell'Epifania, in cui c'è questa manifestazione, in cui c'è la pastorale, dove tanti giovani si impegnano a collaborare per poter riuscire a fare qualcosa di bello. E sono veramente giovani entusiasti che con tutto il loro fare riescono ad essere sempre più impegnati a far divertire la gente. Tra questi personaggi c'è il Nardo e quest'anno il giovane che ha interpretato questa parte del Nardo è stato veramente molto in gamba ed è riuscito a far divertire tutti con tanto senso di grazia, di bontà e di validità, di impegno che lo hanno portato veramente ad essere ammirato e apprezzato da tutti. È una cosa bella questa.